E allora eccoci qua, tornati nello studio di TV7 Match. Allora dicevo, cerchiamo un attimo di ampliare un po' il discorso, Bottacina. Il discorso, i clienti delle prostitute, la maggior parte delle persone, diciamo, che commette l'omicidio, il sopruso nella donna è un familiare. Ci sono dei, come dire, dei problemi comportamentali in questo caso da parte dell'uomo, chiaramente? Sicuramente. Ma i comportamenti sono sempre di derivazione del modo di sentirsi, di sentire e di agire di quel soggetto. E quindi la relazione che viene a instaurarsi nel mondo coppiale, su cosa appoggia? Su quale immaginario? Un immaginario condiviso o un immaginario di ruoli, e il ruolo e l'identità di quel partecipante alla coppia, che tipo di identità è? Quanto è egosintonica rispetto all'identità che ha? Egosintonica cosa vuol dire? Che sta bene con se stesso, si riconosce. È in sintonia con tutto il suo sentire e conseguentemente con il suo agire. Ma se è egodistonica fuori, perché noi abbiamo anche un'identità esterna, lei fa il giornalista, il conduttore, tutti abbiamo un'identità fuori, questa può essere ancora una volta più o meno egodistonica o egosintonica. Se vado a casa e comincio ad avere delle distonie posso caricarmi di aggressività, soprattutto quando mi manca la cultura, adesso adopero questa parola ma potrei, del rispetto. Ma l'uomo è più violento della donna? Ma questo tipo di violenza nasce da una reazione con cose che non si riescono a dominare. Non si riesce a dominare un altro, a meno che l'altro non accetti di essere assolutamente dominato. Ma quando incontro un altro che vuole interagire con me, pariteticamente, sentimentalmente, con quale sentimento? Io vado in dissociazione e allora non accetto la sconfitta. Io devo essere ego-sintonico fino in fondo e escludo quel soggetto che mi causa questo mio malessere. Certo. È una cosa mica. Presidente Tedeschi, le violenze che si consumano in casa spesso come dire, sono viste, sono vissute anche dai figli. Ecco, secondo lei che tipo di conseguenze può avere questo sui figli? Non solo, secondo me, nel senso che diciamo un bel po' di anni abbiamo capito, insomma, che si tratta di situazioni che costituiscono dei traumi gravissimi e un rischio per la crescita armonica, diciamo, di un bambino o di una bambina. Parliamo infatti di violenza assistita, ne parliamo con cognizione di causa appunto da non moltissimi anni, ma perlomeno adesso ci siamo accorti. Una volta si diceva, ci si chiedeva, ma i bambini sono stati coinvolti nella violenza e la risposta magari era no, non sono stati coinvolti, il papà non li ha picchiati, bene, tutti ci sentivamo tutti sollevati. Ecco, oggi abbiamo fatto qui sì un passo avanti, guardiamo con più serietà questo aspetto. Vi dicevo che sulle 900 donne che abbiamo visto nel 2017 erano presenti 645 bambini e bambine. Di questi 300 sono stati coinvolti in maniera pesante nella violenza. Sono bambini che crescono e sono gravemente, come dire, danneggiati nella crescita. Sono esposti a diventare anche loro dei violenti, secondo lei, Borilla? Allora stiamo attenti in questo tipo
conclusioni. Non necessariamente chi subisce una violenza poi l'attua, attenzione, bisogna essere molto prudenti con queste classificazioni. Tuttavia dobbiamo anche riconoscere che determinati modelli comportamentali reiterati, ovviamente, questo è importante, possono rappresentare appunto dei modelli comportamentali che possono essere acquisiti, però la dinamica è molto complessa da questo punto di vista, questo va detto. Poi che la statistica sono più violenti gli uomini e le donne. Una statistica anche questa molto pericolosa secondo me, perché l'uomo tende ad esercitare la violenza attraverso la fisicità, la donna usa altri strumenti, quindi la donna molto spesso può utilizzare anche maggiormente una violenza diversa rispetto a quella fisica, che può essere quella verbale, quella psicologica. Quindi ecco, anche questo tipo di classificazione è bene insomma affrontarle con la dovuta cautela e prudenza. Ma la donna può provocare violenza? La donna certo che può provocare violenza, la violenza non è solo fisica, la violenza è sempre psicologica, sempre. E la donna può eventualmente provocare anche delle forme di violenza, ecco, questo sicuramente. Non concepiamo la violenza come un gesto solo fisico. Il fatto per esempio che l'uomo per esempio impedisca alla donna di avere una sua autonomia economica, che la controlli, devi spendere questa, questo è un tipo di violenza classificata come violenza economica per esempio. Ecco, quindi ci sono un universo di violenze assolutamente che non necessariamente possono essere ricollegate solo all'atto fisico, ecco, questo sì. Certo, certo. Allora, prima di... adesso volevo proporvi un filmato un po', secondo me, un po' particolare. Comunque affrontiamo un tema legato, come dire, alla criminalità, all'uomo violento, all'uomo criminale. C'è stato un periodo in cui uno studioso ha avanzato l'ipotesi che ci fossero, come dire, delle connotazioni somatiche che potevano identificare la persona violenta e criminale, e questo è Cesare Lombroso. Allora, vediamo questo filmato, dopo lo commentiamo. La teoria dell'uomo delinquente. Il libro, che nella sua quinta edizione sarà composto da 3 volumi, ripercorre le teorie di Lombroso sull'atavismo ed è anche corredato da un Atlante in cui vengono delineati i tratti dei criminali. La rivelazione che vi sono esseri organizzati per il male, riproduzioni atavistiche non solo degli uomini più selvaggi, ma perfino degli animali più feroci, dei carnivori e dei rosicchianti, lungi, come si pretende, dal doverci rendere più compassionevoli verso di loro, ci corazza contro ogni pietà, poiché essi non appaiono più nostri simili, ma come bestie feroci. Lombroso ritiene di aver dimostrato l'esistenza tanto disputata del tipo criminale. Il cranio degli assassini presenta il massimo dei caratteri criminali, e cioè fronte stretta, seni frontali, orbite, mandibola e zigomi enormi, asimmetria della faccia, del naso, delle orbite. A chiudere il teorema, la fossetta individuata nel cranio del brigante Villella sarebbe la prova del fatto che le anomalie craniche riflettono anomalie cerebrali e tratti biologici primitivi. Beh, erano altri tempi. Ma sicuramente la medicina era all'inizio. Quindi il tentativo di Lombroso era quello di trovare una connessione tra la parte somatica e la patologia, ma Lombroso era un personaggio che andare a scoprire sarebbe da fare un film dell'orrore, perché addirittura lui imbalsamava i suoi pazienti. Come? Beh, credo che nessuno può imbalsamare alcuna persona, visto che qua erano ancora vivi. Quindi iniettava formaldeide, e quindi, perché nessuno, questi sono risultati recenti, dice, per arrivare ad ottenere una fisionomia, per quelle persone che noi vediamo, che abbiamo visto prima, sono persone imbalsamate, per mantenere una fisionomia così perfetta non poteva essere morto.
cioè deve essere accompagnato nella morte in maniera tale da poter conservare perfettamente tutto, e attraverso, come faceva a fare, non li immergeva nella formaldeide, ma gli iniettava in vena o in arteria. E quindi questo determinava un blocco della decomposizione della persona, e poi naturalmente c'erano tutti i metodi che lui usava per la conservazione, perché voleva avere queste reliquie che dimostrassero quello che lui andava dicendo. Questa era la medicina di allora, ma questo, attenzione, è il diritto dell'uomo di quanti anni fa? 200, 150 anni fa o prima ancora. Cioè c'è una classe sociale che è dominante, tutti gli altri non contano niente. Per fare un'analisi, visto che ricorre il centenario, l'ultima guerra mondiale fu un genocidio di persone, perché quelli che andavano al fronte non contavano nulla. Solo in Francia si ribellarono 300.000 soldati e dissero: noi non andiamo più al fronte, perdiamo tranquillamente la guerra, perlomeno sopravviviamo. Erano delle guerre che solo l'impossibilità di considerare la persona come essere umano nella prima guerra mondiale, e siamo a 100 anni di distanza, era totalmente azzerato. Figuriamoci prima. L'uso dei pazienti come strumenti di ricerca era normale nella medicina nei secoli scorsi, perché l'uomo naturalmente non sapeva muoversi in una certa maniera. Ma l'abbiamo visto anche nei campi di sterminio, che venivano usati bambini, donne, eccetera, per fare esperimenti sugli esseri umani. Questa era la cultura di un certo periodo. Oggi, se siamo un po' più avanti, alcune nazioni si dicono che sono un po' più avanti, però ricordiamo che fino a pochi anni fa in Cina le donne, le bambine, quando nascevano troppe bambine, cioè la famiglia aveva il diritto di sopprimere la femmina. In India la soppressione della moglie o l'uccisione della moglie è pressoché non perseguita dalla legge degli stati dell'India. E quindi questa è una visione culturale di un certo tipo di cultura che oggi speriamo di superare. E quindi credo che sia importante Lombroso, ma lascerei la parola al dottor Bottacci. Chi è questo personaggio? E quanto valida è la sua ricerca oggi come... Sarebbe stato interessante conservare il suo cranio e il suo cervello. Perché... Quello di Einstein fu conservato, il cervello di Einstein. Sì, so che sarebbe stato proprio anche interessante vedere tutte quante le sue circonvoluzioni, eccetera, perché così è il discorso che facevamo prima. L'evoluzione implica sempre qualcosa di impariamo a non fare quelle cose per il nostro bene, sia individuale sia interattivo, insomma. E quindi anche qui, per capire qualcosa, lui ha speso l'intera sua vita per trovare conferma a quello che lui voleva fosse ben riconosciuto. Voleva dimostrare. Sì. E questo è un modo sbagliato di fare scienza. No, c'era una certa possiamo dirlo. Disonestà scientifica. Decisamente. Ma non c'era neanche la consapevolezza. L'ipse dixit era il professore, punto e basta. Il professore non può sbagliare, è come un papa. Quindi... Ma Cesare Lombroso era figlio del suo tempo, come lei ha detto giustamente, era un medico militare ebreo e fu il primo, lo si ricorda in antropologia criminale, perché fu il primo effettivamente ad interrogarsi anche sul perché determinati crimini fossero commessi. E proprio il clima culturale dell'epoca lo spinse a ipotizzare, anche con il suo background scientifico, che vi fosse questa correlazione tra quello che era la fisicità, perché non era solo legato ai tratti somatici, ma anche al corpo, perché lui descrive minuziosamente anche la gobba, la pancia, le dita più lunghe, più corte, quindi in base a quella che era una predisposizione genetica si aveva una determinata attitudine a compiere comportamenti devianti o violenti. Diciamo che il suo libro, edito nel 1876, L'uomo delinquente, fu poi anche un best seller dell'epoca, attenzione, perché sulle teorie di Lombroso, anche attenzione, nacque e si sviluppò
sviluppò poi la scuola di Chicago, cioè quella famosa scuola, la prima scuola al mondo di sociologi criminali, i quali iniziarono ad interrogarsi effettivamente sui comportamenti, quindi lo si ricorda perché è padre della criminologia in Italia, però ricordiamo che oggigiorno parlare insomma di predisposizione genetica alla violenza bisogna essere molto prudenti, ecco, se un consulente tecnico del tribunale dovesse insomma affermare che un soggetto è geneticamente predisposto ad attuare comportamenti violenti verrebbe radiato da ogni ordine, ecco, questo va detto però. Probabilmente i cromosomi potrebbero aiutarci di più oggi, ma non certamente il teschio di qualche C'è sempre un ambiente sociale, guardi. Ammesso che poi questi criminali, visto il tipo di indagine che si faceva all'epoca, fossero stati veramente criminali, perché il livello di condanna dell'epoca era estremamente diciamo aleatorio. Ci fu un contenzioso che fu oggetto anche di una discussione in Consiglio Comunale al Comune di Torino. Noi sappiamo che c'è il museo di Cesare Lombroso, no? Dove sono esposti tutti i cadaveri sui quali lui appunto faceva i suoi esperimenti, e c'è un contenzioso perché Cesare Lombroso si impadroniva di questi corpi senza averne chiesto la dovuta autorizzazione da parte dei familiari, e ci sono delle simpaticissime delibere di squisizione all'interno del Consiglio Comunale di Torino, i quali appunto i familiari di quelle vittime reclamano adesso i corpi e reclamano dei risarcimenti ai familiari di Cesare Lombroso e i discendenti. Sono delle delibere spassosissime, assolutamente. Ricordo, e chiudo, mi consenta, che il libro di Cesare Lombroso fu pubblicato per 3 volte e lui nelle sue riedizioni del testo, se all'inizio era fermamente convinto di queste teorie, giunse alla 3ª edizione del libro in cui lui in un qualche modo non era forse più tanto convinto neanche lui, e si limitava a dire, ad affermare che le sue teorie potevano avere una veridicità sul 30% dei casi. Ecco, quindi neanche lui poi alla fin fine dei suoi studi insomma si convinse, ecco, nel corso della sua carriera e dei suoi esperimenti, che probabilmente c'era una correlazione tra predisposizione genetica e attuazione alla criminalità. Ecco, allora, siccome il tempo scappa via, però noi vorremmo chiudere questa nostra parte dedicata alla violenza di genere ritornando al tema appunto con cui abbiamo iniziato, e lo facciamo proponendovi un pezzetto di un film che si intitola Il cielo sulla palude e racconta la storia di Santa Maria Goretti. Noi vediamo un brevissimo brano, poi vediamo anche un pezzetto dell'Istituto Luce, abbiamo messi assieme, vediamo. Guarda che se non vuoi stavolta ti ammazzo. Vuoi? No. Te lo dico per l'ultima volta. No, non voglio, no! No, non voglio, no, no! No, non voglio, no! No, non voglio, no, non voglio! Non voglio, no, no! Io non le voglio queste cose, no, no! Il Presidente della Repubblica assiste alla canonizzazione della bambina d'Italia. Ferriere di Conca, estate 1902. Maria subì il martirio, 14 ferite e in punto di morte le parole del vero amore. Gli perdono, voglio che venga con me in paradiso. Nella tribuna della postulazione i 2 fratelli. Angelo riporterà in America, dove risiede da 30 anni, l'immagine di una santa, figlia di mamma sua. Ecco la mamma sua, a una finestra del Vaticano. Non danno più lacrime quegli occhi che ne hanno sparse tante. Ora guardano. Un giorno Assunta Goretti si inginocchiò presso una culla e con tenera gioia di madre disse: Mariettina Santa. Ora può inginocchiarsi davanti a un altare e ripetere: Mariettina Santa. Sarà ancora la sua bambina, questa santa.
Beh, ecco, allora, un breve pezzetto del film, chiaramente è una figura particolare. Bottacino, un breve commento. Mi trovo veramente imbarazzato perché qui ci troviamo di fronte a una bimba. E in un particolare contesto familiare dove lei aveva evidentemente interiorizzato tutta la cultura cattolica e la cultura del perdono. E credo che la Chiesa... Infatti nel servizio dell'Istituto Luce parla di vero amore, no? Sì, eccolo. Il vero amore è perdonare chi causa lo stupro. E lei lo perdona. E la madre a sua volta interviene per il perdono. Una bimba di 11 anni all'inizio del secolo scorso che fa questo grande atto di interiorizzazione del perdono. Certo. Barbara Maculano, vuol dire qualcosa? Allora, diciamo non tanto riferito a quello che abbiamo visto, era una cosa che mi era venuta in mente prima quando si parlava dell'effetto della violenza, no, subita. Ecco, se questo può portare una persona, non so perché, forse queste immagini mi hanno richiamato invece un pensiero che vedo, ecco, sulle nostre vittime, insomma, di tratta. L'autolesionismo, cioè la violenza contro se stessa, cioè il subire violenze può portare tra le conseguenze, ecco, quello di... Naturalmente ci sono tutti i sintomi post-traumatici, ma anche insomma, degli episodi di autolesionismo che poi possono protrarsi più o meno nel tempo. Non è questo il caso, certo, però... Certo. Non Tedeschi. A me invece così è venuto in mente come l'enfasi sul personaggio di Santa Maria Goretti sia posto più sul sacrificio e sul perdono piuttosto che sull'atto violento che è doppio, lo stupro e l'omicidio, il femminicidio diremmo oggi. E questa sì è un'enfasi di tipo culturale, proprio c'era c'è insomma in questa, nel film come lo vediamo, ma in tutta l'enfatizzazione di questo aspetto, una copertura del fatto che appunto di una bimba si trattava e che di uno stupro su una minore con in più, e che quindi questo che sarà andato pure in paradiso, ma insomma era uno stupratore, violentatore di una minorenne e l'ha pure ammazzata. Però culturalmente la vediamo adesso questa cosa, non la vedevamo prima. Quindi oggi si osserva, Borrelli. Ma dai segmenti televisivi che ho visto l'immagine è stata quella di vedere una bambina che subiva probabilmente o ha subito delle violenze fisiche fino appunto a condurla all'omicidio per essersi negata ovviamente di unirsi in atto sessuale, e questo mi richiama un fenomeno che a me è molto molto attuale, che è quello delle spose bambine. Un fenomeno che riguarda milioni di bambini in moltissimi paesi, non solamente africani, anche asiatici, indiani ed altro, in cui bambine dall'età 8-9 anni vengono date in sposa dalla famiglia, per volontà della famiglia, per una serie di motivi. Per una serie di motivi ad una figura maschile matura, molto spesso non vivente all'interno dello stesso contesto sociale, quindi probabilmente anche in un altro villaggio, quindi bambine che sradicano completamente tutti i loro rapporti, la loro rete sociale, interrompono il percorso formativo e vengono molto spesso anche rese schiave all'interno di questi nuovi contesti familiari, vengono private dei contatti con la famiglia di origine e vengono poi fatte oggetto continui di violenze intradomestiche, e bambine che poi soffrono una serie anche
anche di ripercussioni fisiche per una serie di gravidanze, una serie di lesioni anche fisiche, insomma sarebbe da fare un'altra puntata. Ecco, diciamo che quel tipo di immagine che avete trasmesso mi ha evocato subito un fenomeno che ahimè è attualissimo, che è quello delle spose bambine. Ma possiamo fare di più? Nel senso che io sono dell'avviso, abbiamo messo dei titoli che forse hanno un po' scosso l'opinione comune, che gli italiani sono dei violenti. In realtà, se vediamo, e questo non ci assolve, però se vediamo la graduatoria di tutti i paesi più vicini, quindi parliamo di Inghilterra, Germania, Svezia, eccetera, tutto sommato la cultura italiana, del maschio italiano, mediamente in questo senso è più elevata. Poi naturalmente dobbiamo raggiungere il punto zero, dove queste cose non devono succedere assolutamente. Ma siccome la stampa e la politica continuano a insistere che noi siamo, sembra che noi siamo il paese più violento che c'è al mondo. Non è così. Volevo ridare un po' di fiducia ai maschi onesti e dare certezza a quelli che non si comportano bene, che comunque le cose non si fermano qua, ma continueremo a battere sulla cosa. Certo. Dobbiamo fare di più, sicuramente, e quindi continueremo a insistere in questo senso in tutte le trasmissioni future. Certamente, certamente. Grazie Armando, grazie a Simone Burile, grazie a voi, grazie a Patrizia Zantedeschi, grazie a Giancarlo Bottaccine, grazie a Barbara Maculana per essere stati con noi. Adesso è il momento di parlare della politica, quindi vi lasciamo. I telespettatori però dopo una breve pausa pubblicitaria ritornate con noi perché appunto parleremo di questa giornata in Parlamento e vedremo com'è andata tra poco.